Archiviati i bagni di sole e le passeggiate tra i boschi, la politica si rimette al lavoro. A Mestre oggi veniva presentato il Festival della Politica e del resto le regionali in Veneto sono dietro l'angolo. In grandi manovre il Partito Democratico, che ha tutta l'intenzione di prendersi la regione, ma che sa bene di avere temibili avversari e che la campagna elettorale va perciò cominciata quanto prima. E dunque, oggi 3 settembre, il PD fa la prima importante valutazione: nessuna candidatura inclusiva. In questa fase non ci sono ad oggi le condizioni per dire che ci potrà essere un candidato unico. Avanti tutta con le primarie. Molto probabilmente intorno al mese di novembre, in modo da essere preparati. Sarà un momento in cui lanceremo di fatto la nostra campagna elettorale. Le primarie sono uno strumento molto importante che rappresentano una risorsa per noi fondamentale per attivare un sistema di partecipazione che altri partiti non hanno. Quella è la nostra caratteristica. A novembre dunque urne aperte nelle sedi democratiche del Veneto per una politica a ben vedere coniugata per lo più al femminile: Moretti, Puppato, Rubinato. Sono candidature serie, esprimono questo piaccia o no rinnovamento che Renzi ha impresso al Partito Democratico. Anche se Alessandra Moretti dice di pensare ancora all'Europa. Dopo un risultato straordinario che ho avuto personale anche come deputato europeo, mi sento di difendere e di rappresentare al meglio il Veneto in quel contesto, nel contesto europeo. Non si sbilanciano, ma restano per questo a disposizione Simonetta Rubinato e Laura Puppato. La politica da una parte si è impoverita nel senso economico, non è più quella terra dei bagordi, è una terra dura, difficile, che va sostenuta con il sacrificio, e guarda un po', in questo momento crescono le figure femminili. A mettere sul piatto un altro nome è ancora Cacciari. Se si punta su un candidato di esperienza, direi che il candidato migliore sarebbe Variati.